Buonasera a tutti e bentrovati al nostro ormai consueto appuntamento del venerdì pomeriggio con i venerdì del terzo settore. Continuiamo il nostro percorso di analisi e di studio della riforma del terzo settore. Ne approfitto anzi per dirvi che già da oggi, da questo momento, sono stati resi disponibili online sul sito della nostra iniziativa gli appuntamenti del mese di dicembre. Riceverete anche nei prossimi giorni una newsletter che vi evidenzia appunto quali sono questi nuovi appuntamenti e ci sarà la possibilità di iscriversi sempre utilizzando il format disponibile sul sito internet dell'iniziativa. Per quanto riguarda l'incontro di questa sera, parleremo di finanziamento e patrimonio degli enti del terzo settore. Abbiamo la fortuna di avere come relatore all'incontro di questa sera il professor Stefano Delle Monache dell'Università di Padova, Dipartimento di Diritto Privato, che ringrazio davvero per questa sua partecipazione a nome di tutto il Comitato Scientifico dei Venerdì del Terzo Settore. Vi ricordo che durante l'incontro di questa sera, come di consueto, potrete porre delle domande al professore utilizzando la chat e che negli ultimi 5-10 minuti dell'incontro selezioneremo alcune domande da porre al professore. Vi ringrazio perché vedo che anche questa sera la partecipazione è numerosa come sempre. Non voglio rubare altro tempo al professore, che ringrazio nuovamente e a cui lascio la parola. Buonasera professore, benvenuto. Grazie, una introduzione fin troppo cortese, no? Spero che sia una fortuna davvero avermi qui, ma lo si vedrà alla fine del nostro incontro a seconda di come la relazione riuscirà. Qualche volta riescono bene, qualche volta riescono meno bene, vedremo come andranno le cose. Mi è stato affidato un argomento molto vasto, pieno di sfaccettature. È stato anche difficile scegliere in che modo impostare il discorso. Quindi vorrei dare conto subito delle linee che il ragionamento seguirà. Svolgerò dapprima un inquadramento generale, o meglio, così una panoramica, diciamo, sul codice del terzo settore con riferimento alle disposizioni che si occupano e di patrimonio e di finanziamenti agli enti del terzo settore, e poi nella seconda parte della relazione mi concentrerò invece su una tematica più particolare legata alle attribuzioni liberali a favore degli enti del terzo settore, attribuzioni latamente intese, e ciò farò con più specifico riguardo poi ai lasciti testamentari. Quindi, cominciando dalla panoramica generale sul codice del terzo settore e occupandoci in prima battuta delle norme che si riferiscono al patrimonio. Ne ho individuate almeno tre, ce ne potrebbero essere anche altre, ma tre sono le disposizioni, direi, di maggior significato, e si ritrovano tutte nella parte del codice dedicata agli enti del terzo settore in generale. Sono le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10. La prima è intitolata Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro, e fornisce una nozione di patrimonio che è vasta, comprensiva, ma in un certo modo anche atecnica e descrittiva. Si dice, ed è nel tono comunque descrittivo del discorso un passaggio importante, si dice in particolare che il patrimonio comprende
eventuali ricavi, rendite, proventi e poi entrate comunque denominate. È una disposizione questa dell'articolo 8, in particolare il comma primo dell'articolo 8, una parte del quale è stata da me testé citata, è una disposizione che va messa in relazione con la definizione generale di enti del terzo settore. Qui sarà stato detto, immagino, molte volte nel corso di questi seminari, nel corso di questi incontri, c'è da sottolineare un fatto che però va ribadito per la sua importanza. Il codice del terzo settore offre una definizione in positivo degli enti del terzo settore. Così non era nel sistema del codice civile, così non è nel sistema del codice civile, il quale consente di enucleare la definizione di ente non profit del primo libro solo in negativo, a contrario potremmo dire rispetto al dettato dell'articolo 2247 codice civile, che detta la nozione di contratto di società. Invece il codice del terzo settore racchiude nel suo articolo 4 una definizione in positivo di ente del terzo settore, ma questa definizione in positivo è una definizione che appunto in qualche modo viene completata, a cui fa da corredo il dettato dell'articolo 8 su cui ci stiamo concentrando. L'articolo 8 infatti parla degli enti del terzo settore come enti costituiti per l'esclusivo perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività prevista per statuto. Quindi l'esclusività dello scopo consistente nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è un qualcosa che emerge solo, quantomeno expressis verbis, solo dall'articolo 8. Più precisamente, volendo tornare dunque alla definizione di codice di ente del terzo settore dettata dall'articolo 4, varrà la pena ricordare quali sono gli elementi che valgono a comporre questa nozione, quali sono gli elementi che consentono all'ente di ricevere la qualifica di ente del terzo settore. Sono 4 per come previsti, indicati nell'articolo 4. L'esercizio, prima di tutto, in via esclusiva o principale di una delle attività di interesse generale che sono poi elencate nell'articolo 5. Ancora, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ancora la correlativa assenza di uno scopo di lucro e ancora e da ultimo, come quarto elemento, l'iscrizione nel registro unico nazionale di cui all'articolo 45. Ma appunto questi elementi, i 4 appena elencati e che trovano riscontro nel dettato dell'articolo 4 del codice, sono poi integrati, lo dicevo all'inizio, da ciò che si ricava sulla scorta della lettura dell'articolo 8, quindi l'esclusività della finalità civica, solidaristica o di utilità sociale perseguita dall'ente del terzo settore e ancora, venendo finalmente in modo specifico al patrimonio, il fatto che il patrimonio è lo strumento utilizzato per l'esercizio dell'attività statutaria ai fini prima ricordati. Quindi gli enti del terzo settore sono dotati di un patrimonio che è vincolato ad uno scopo e in questo non si distinguono dagli enti tradizionali disciplinati dal primo libro del Codice Civile, le associazioni, le fondazioni e le fondazioni e i comitati. Importante peraltro è il dettato del capoverso dell'articolo 8 in cui
è statuito in termini espliciti il divieto di distribuzione di utili anche in via indiretta. Non solo gli utili, anzi, non possono essere distribuiti, ma neanche gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve. Dopodiché, per quanto riguarda la distribuzione in via indiretta, è importante sottolineare la serie di richiamare o ricordare che esiste una serie di presunzioni che sembrerebbero presunzioni iuris e de iure, cioè senza possibilità di fornire la prova contraria, presunzioni relative a una svariata serie di elementi, di fatti, di circostanze, al verificarsi dei quali dovremmo dire che è in atto una distribuzione indiretta dell'utile del margine operativo dell'ente. Quindi questo sull'articolo 8, ripeto, all'interno di un discorso che per questa parte vuole essere sostanzialmente ricognitivo, quindi senza momenti di approfondimento particolare. L'articolo 9 poi, molto più, se volete, modestamente, si occupa della devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento degli enti del terzo settore. Questo patrimonio riceverà la destinazione prevista dallo statuto oppure quella che sarà adesso impressa dall'organo competente, ma ecco la nota su cui vale la pena di appuntare l'attenzione: è necessario comunque ottenere un parere preventivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale, con la conseguenza che gli atti di devoluzione, sto citando testualmente, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Quindi un'ipotesi di nullità testuale per il caso in cui l'indicazione fornita dall'ufficio attraverso il suo parere preventivo rimanga disattesa, o addirittura per il caso in cui questo parere sia del tutto mancante. Terza disposizione che si occupa di patrimonio, tra queste generali che stiamo considerando, l'articolo 10, dicevo, il quale dispone che gli enti del terzo settore con personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile. Qui sembrerebbe che il richiamo all'articolo 2447 bis sia onnicomprensivo, e cioè si riferisca a entrambe le ipotesi che sono disciplinate in questa disposizione normativa, e cioè la vera e propria costituzione di un patrimonio destinato da parte della società e quindi qui dell'ente del terzo settore, oppure la stipulazione di un contratto di finanziamento di uno specifico affare con destinazione dei proventi al rimborso del finanziamento e con la precisazione di cui all'articolo 2447 decies del Codice Civile, secondo cui questi proventi costituiranno allora un patrimonio separato. Ci si può limitare qui a mettere in evidenza il più pregnante effetto che deriva dalla costituzione di questi patrimoni destinati di cui all'articolo 2447 bis. Cito anche qui, perché insomma è bene essere precisi, l'effetto consiste in ciò che per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, la società, e dunque qui l'ente del terzo settore, risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. È questo un caso con tutta evidenza, tra l'altro molto studiato, molto commentato dalla dottrina specialmente, è un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale generica di cui all'articolo 2447
740 del nostro codice civile. E possiamo aggiungere che questo richiamo nell'articolo 10 del codice del terzo settore all'articolo 2447 bis del codice civile dà corpo ad uno dei numerosi momenti di contatto, di vicinanza che il codice del terzo settore presenta rispetto alla disciplina societaria. Conclusa questa panoramica sulle disposizioni che si riferiscono ad aspetti patrimoniali o senz'altro al patrimonio degli enti del terzo settore, disposizioni di natura generale, ve ne sono poi altre che invece si riferiscono alle singole tipologie di ente o a taluni enti considerati dal codice del terzo settore. In particolare le associazioni e fondazioni, quali enti del terzo settore, possono acquisire, come si sa, acquistare la personalità giuridica anche attraverso l'iscrizione nel registro unico nazionale, quindi con una modalità alternativa rispetto a quella tradizionale che consente di ottenere il riconoscimento con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle regioni o dalle prefetture. Per tuttavia poter ambire a questo ottenimento della personalità giuridica con l'iscrizione nel registro unico nazionale è necessario un requisito di patrimonio, è necessario che l'associazione o la fondazione presentino un patrimonio minimo e liquido di euro 15.000 per le associazioni o 30.000 per le fondazioni. Dopodiché è previsto che in caso di diminuzione del patrimonio minimo di oltre un terzo per perdite, l'organo amministrativo debba convocare l'assemblea nelle associazioni oppure debba senz'altro deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo nelle fondazioni, riportandolo appunto a livello richiesto per legge. Ecco dunque un altro punto di contatto, se si vuole, con la disciplina societaria. Basti ricordare a proposito delle SPA l'articolo 2447, la cui formulazione peraltro è un po' diversa, ma insomma sicuramente si riflette in qualche modo nell'articolo 22 del codice del terzo settore appena richiamato. L'articolo 2247 del codice civile con riguardo alle SPA tratta proprio il caso della diminuzione del capitale sociale per perdite oltre un terzo. Interessante è poi quanto sempre il codice del terzo settore, a proposito in questo caso delle organizzazioni di volontariato, quanto il codice dispone all'articolo 33, secondo comma, a proposito delle risorse economiche necessarie al funzionamento, allo svolgimento, chiedo scusa, dell'attività delle organizzazioni di volontariato. Qui le risorse, si dice testualmente, possono essere tratte da fonti diverse: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, quindi una variegata serie di fonti di finanziamento delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 33, secondo, il quale sotto questo profilo va messo in relazione con quanto previsto dall'articolo 8, primo, che in precedenza abbiamo considerato, lì dove, a proposito del patrimonio in generale degli enti, dice che questo è comprensivo di ogni entrata comunque denominata e che sia stata attratta appunto al patrimonio dell'ente del terzo settore. Dal patrimonio ai finanziamenti, perché questo è il binomio su cui corre il discorso che mi è stato chiesto di proporre. E quindi anche qui con una panoramica sulle disposizioni che in
questo caso si riferiscono ai finanziamenti. Direi che la prima di queste disposizioni, che è anche molto interessante, è quella dell'articolo 7 sulla raccolta fondi, intesa questa raccolta fondi come il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del terzo settore al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, al fine di finanziare la propria attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, quindi finanziare attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, contributi di natura non corrispettiva. Viene, credo, alla mente un pensiero, considerando disposizioni come questa dell'articolo 7, che nella struttura, nella logica, nella filosofia, se volete, degli enti del terzo settore, il linguaggio cambia, il linguaggio assume connotazioni che non sono quelle proprie del mondo, diciamo così, profit, della realtà societaria. Normalmente, quando si parla di finanziamento nella realtà societaria, si intende fare riferimento al capitale di debito assunto dall'impresa mediante erogazioni che nel bilancio vengono iscritte appunto tra i debiti. Mentre lasciti e donazioni di terzi, una volta che siano conseguiti da un ente quale che sia, diventano mezzi propri dell'ente, perciò sono da iscrivere nelle voci di patrimonio. Quindi siamo di fronte ad una certa, come dire, ibridazione di concetti che però è in linea con gli enti, con la natura degli enti del terzo settore, i quali attraggono le loro risorse principalmente, comunque in gran parte, attraverso atti, diciamo così, genericamente parlando di liberalità dei privati, e dunque attraverso contribuzioni a fondo perduto. Quindi qui il finanziamento è la contribuzione e soprattutto la contribuzione a fondo perduto. Siamo di fronte ad una solidarietà, diciamo, che si esprime attraverso le liberalità e costituisce la cinghia di trasmissione, potremmo dire così, che consente all'ente di appunto finanziarsi. E il tema è tanto importante da aver condotto il legislatore a consentire che l'attività di raccolta fondi, il crowdfunding, possa svolgersi, lo dice l'articolo 7, addirittura in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico. Discorso lungo questa falsa riga può essere anche ampliato andando oltre l'ambito delle liberalità. Si può osservare che gli enti del terzo settore possono attrarre finanziamenti, tra virgolette, in varie maniere, ad esempio da soggetti con grande disponibilità di risorse come sono le fondazioni bancarie, o attingendo ai fondi a ciò deputati. Vari di questi fondi sono considerati, quantomeno nominati, nel codice del terzo settore, come il Fondo Sociale Europeo, articolo 69, il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale del terzo settore, articolo 72, e ancora il Fondo Nazionale per le politiche sociali, articolo 73. Ma qui di nuovo la parola finanziamento ricorre con un significato speciale, che non è quello della pratica, lo dicevo prima, degli affari, ovvero sia il significato che ricorre nel mondo profit. La logica di questi finanziamenti, intendo dire, non è una logica restitutoria. Il prenditore non si obbliga a restituire, ma semmai a destinare o comunque utilizzare le risorse in riferimento ad un determinato progetto che è stato ritenuto meritevole di sostegno finanziario. E i finanziamenti ottenuti, di nuovo, dunque, confluiscono, quantomeno hanno l'attitudine a confluire nei mezzi propri dell'ente del terzo settore, salvo il vincolo di destinazione che li contrassegna e salvo la possibilità che
i finanziamenti vadano restituiti, ma solo se la finalità a cui debbono obbedire non venga realizzata, rimanga disattesa. È proprio un cambiamento di prospettiva nelle espressioni, nel linguaggio utilizzato, ma anche oltre il linguaggio, nel sistema di concetti, naturalmente, entro cui si muovono questi fenomeni. Dopodiché, sempre sotto il profilo dei finanziamenti, occorrerebbe aprire un tema vasto, complesso, molto articolato, che stando almeno al programma di questi incontri, i venerdì del terzo settore, una tematica che ritengo sia stata già ampiamente approfondita, ma in questa sede non se ne può fare almeno un cenno. Intendo riferirmi all'autofinanziamento derivante dall'esercizio dell'attività di impresa, ma su questo magari dirò tra un attimo. Prima c'è da dire, sempre sulla scorta di questa panoramica che stiamo compiendo sulle disposizioni in materia di patrimonio, prima e adesso di finanziamento, disposizioni contenute nel codice del terzo settore, che una forma invece vera e propria di finanziamento, in senso tecnico, diciamo nello stesso senso in cui la parola ricorre nell'ambito societario, è quella che rientra nell'ambito della cosiddetta finanza sociale, a cui il codice si riferisce negli articoli 77 e seguenti. Vengono qui regolati i cosiddetti titoli di solidarietà, nell'articolo 77, per il finanziamento e sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore cosiddetti non commerciali che siano iscritti nel registro unico nazionale. Questi titoli di solidarietà nell'ambito della cosiddetta finanza sociale sono costituiti da obbligazioni, altri titoli di debito o certificati di deposito emessi da istituti creditizi che, titoli in parola, non concorrono, è un elemento importante da sottolineare, non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario del detentore, ai sensi del testo unico dell'imposta relativa a successioni e donazioni, con un conseguente vantaggio fiscale, quindi un'incentivazione sul piano fiscale. Dopodiché il codice del terzo settore stabilisce che l'intera raccolta effettuata con l'emissione dei titoli in parola deve essere destinata a impieghi a favore degli enti del terzo settore per il finanziamento delle attività di interesse generale. Se uno scorre il dettato dell'articolo 77, sembrerebbe dunque che prima l'istituto di credito provvede all'emissione e poi agli impieghi. In realtà le cose fattivamente stanno in modo diverso, cioè accade che prima vi sia un rapporto tra istituti, si costituisca, si allacci un rapporto tra l'istituto di credito e l'ente del non profit, un rapporto sulla base del quale l'ente, presentando un proprio progetto, ottiene che l'istituto di credito decida di sostenerlo emettendo i titoli di solidarietà. Chiedo scusa. Da ultimo, c'è da sottolineare, sempre a proposito di questi titoli di solidarietà, che gli emittenti possono erogare sull'ammontare nominale dei titoli collocati una somma a titolo di liberalità a favore di uno o più enti del terzo settore sulla base di un progetto ritenuto meritevole di apprezzamento. E queste erogazioni in denaro producono a favore degli emittenti il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50%. Quindi qui finanza sociale, titoli di solidarietà, qui stiamo parlando
di vero e proprio finanziamento in senso tecnico, con obbligo di restituzione, intendo dire. Ma ecco che è venuto il momento di accennare all'autofinanziamento derivante dall'esercizio di attività economiche in forma imprenditoriale da parte degli enti del terzo settore. Il tema se sia ammesso l'esercizio di attività di impresa da parte degli enti non profit è un tema quasi antico, si potrebbe dire, sempre dibattuto dalla dottrina che si occupa di studiare il fenomeno degli enti non profit e che se ne occupava anche sotto la disciplina o unicamente sotto la disciplina del primo libro del Codice Civile. Ed è un tema che è andato alla fine assestandosi in una maniera abbastanza precisa, nel senso cioè che rimane precluso agli enti non profit soltanto il perseguimento di un fine di lucro in senso soggettivo, cioè come finalità di distribuire tra gli associati, tra i partecipanti all'ente, i proventi dell'attività esercitata. È invece ammissibile, questo è l'esito della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul tema, è invece ammissibile che funzionalmente alla realizzazione dei propri scopi statutari l'ente eserciti attività economiche improntate al pareggio dei risultati di esercizio o comunque orientate al perseguimento di un utile da reinvestire conformemente agli scopi statutari. E quando, pur nella non perseguibilità di uno scopo di lucro in senso oggettivo, ma quando l'ente eserciti un'attività economica improntata al pareggio dei risultati di esercizio o comunque rivolta, orientata al perseguimento di un utile da reinvestire, ecco, si dice l'applicazione dello statuto dell'imprenditore è inevitabile, compreso l'assoggettamento alle procedure concorsuali quando ne ricorrono i presupposti e compresa la disciplina europea sugli aiuti di Stato. A quale ultimo proposito gli aiuti di Stato, si sa insomma che questi alterano il funzionamento del mercato e minano il gioco della concorrenza e per questa ragione sono vietati dal Trattato di funzionamento dell'Unione Europea all'articolo 107 e sono vietati a prescindere dalla forma giuridica del soggetto che beneficia dell'aiuto. Qui, essendo rilevante come la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di chiarire una nozione funzionale di impresa, non dipende dalla forma giuridica dell'ente che esercita l'attività, ma dipende dall'attività stessa e dal modo in cui è organizzata. Tutto questo atteneva o attiene, diciamo, alla tematica dell'esercizio di impresa da parte degli enti non profit in generale, ma venendo più da vicino al codice del terzo settore, si può dire che la gestione di attività di impresa è da ritenere l'ammissibilità dell'esercizio di un'attività di impresa da parte dell'ente, è da ritenere cosa sicura. È già eloquente in questo senso la definizione data dall'articolo 4 di ente del terzo settore, su cui in precedenza ci siamo soffermati, lì dove si dice che lo svolgimento delle attività di interesse generale può avvenire, oltre che in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, anche attraverso la produzione o scambio di beni e servizi. Quindi questo significa, come è stato notato, che gli enti del terzo settore nello svolgimento in via esclusiva o principale, come è necessario, di un'attività di interesse generale possono agire tanto secondo logiche puramente erogative quanto secondo logiche imprenditoriali. Essenziale è soltanto una cosa, che non si provveda alla distribuzione di utili neanche indirettamente, valendo in proposito le presunzioni di cui in precedenza raccontavamo, raccolte nel dettato dell'articolo 8 secondo comma.
E da ultimo, quanto a questo discorso relativo all'esercizio di un'attività imprenditoriale, di un'attività economica da parte di enti del terzo settore, basti dire che tra le particolari categorie di enti del terzo settore considerate nel codice rientra l'impresa sociale, e l'impresa sociale disciplinata dal decreto legislativo numero 112 del 2017, definisce, disciplinata dal decreto legislativo 112 del 2017, è definita come l'impresa che è definita come quella forma giuridica riconoscibile in capo agli enti che in qualunque forma siano costituiti esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. E con questo evidentemente il discorso sulla compatibilità tra esercizio di attività imprenditoriale e ente del terzo settore è un discorso che trova un suo finale, diciamo così, compimento. Inizia la parte, insomma, più specifica del discorso, che è relativa, lo dicevo prima, alle attribuzioni liberali a favore degli enti del terzo settore, perché queste costituiscono certamente una delle modalità principali attraverso cui gli enti del terzo settore, ma poi in generale tutti gli enti non profit, riescono a dotarsi dei mezzi necessari al perseguimento dei loro fini. Abbiamo del resto osservato in precedenza, a proposito del crowdfunding, la raccolta fondi disciplinata dall'articolo 7 del codice del terzo settore, come questa raccolta sia organizzata dagli enti o possa esserlo proprio attraverso la richiesta di donazioni o lasciti testamentari a terzi. Ma al di là, guardate, di questo dato, diciamo, normativo, posso raccontarvi come dire, un'esperienza personale. Tempo fa fui invitato ad un convegno del Fondo Ambientale Italiano, un convegno tutto solo ed esclusivamente sui lasciti testamentari e quindi in definitiva un convegno successorio sul diritto ereditario, sul diritto delle successioni organizzato dal FAI, a testimonianza di quanto sia importante questo canale di, tra virgolette, finanziamento per gli enti del terzo settore, gli enti che perseguono finalità di natura ideale, non finalità di natura lucrativa. E qui bisogna iniziare da un quadro, insomma, relativo all'evoluzione normativa nel dettato del codice civile. Questa volta si sa come alla fine del secolo scorso siano stati abrogati una serie di articoli del codice civile dedicati agli enti, in particolare l'articolo 17, il 600 e il 786 del codice civile. Si trattava di disposizioni che trovavano la loro radice, il loro fondamento in una grande diffidenza del legislatore verso i corpi morali, i quali rischiavano di sottrarre in perpetuo risorse, beni mobili e immobili, ma soprattutto immobili, alla libera circolazione, al traffico giuridico. E di qui il rischio della formazione di ciò che viene, un brutto termine forse, descritto come una mano morta, cioè un insieme di beni bloccati e sottratti al flusso circolatorio. Questa differenza poi era anche maggiore nei confronti degli enti non personificati, perché gli enti non personificati si sottraevano ai controlli previsti per le persone giuridiche, in particolare per le fondazioni. Di qui il dettato degli articoli 17, 600 e 786, che ricordo
Molto brevemente, il 17 assoggettava all'autorizzazione governativa come requisito d'efficacia, si riteneva, l'acquisto da parte delle persone giuridiche di beni immobili, nonché l'accettazione di donazioni, l'accettazione di eredità e il conseguimento di legati. L'articolo 600 poi subordinava l'efficacia dei lasciti testamentari a favore di enti non riconosciuti al fatto che entro l'anno da quando il testamento diveniva eseguibile fosse stata fatta istanza per il riconoscimento, e l'articolo 786 subordinava l'efficacia delle donazioni a favore di enti non riconosciuti al fatto che entro l'anno fosse notificata al donante l'istanza volta a ottenere il riconoscimento. Questo grappolo di norme trovava il fondamento, la radice che dicevamo, ed è stato spazzato via questo grappolo di norme, questo insieme di norme dalla legislazione di fine secolo, sostanzialmente ormai di 20 anni fa. Accanto all'abrogazione delle norme citate è stato rivisto il dettato dell'articolo 473, che è poi la norma giuridica di cui vorrei occuparmi più da vicino, la quale sancisce l'onere dell'accettazione beneficiata dell'eredità per gli enti diversi dalle società, con una dicitura che oggi, dopo la modifica di cui dicevo, è allargata, nel senso che la norma si applichi anche testualmente agli enti non riconosciuti come persona giuridica. Quindi qual è lo stato delle cose? Qual è il risultato di questi interventi normativi? Il risultato è che gli enti non profit, anche se non riconosciuti, possono liberamente ricevere, senza alcuna autorizzazione, donazioni anche immobiliari, così come lasciti testamentari di ogni tipo, ma salvo dover accettare con beneficio di inventario quando il lascito è a titolo universale. Qual è la ratio di questo articolo 476 su cui ho detto di voler svolgere un ragionamento e un approfondimento in questa sede? È una ratio di tutela dell'ente, anche in riferimento al rilievo pubblicistico delle attività e degli scopi che sono propri del settore non profit. L'onere di accettazione beneficiata sostanzialmente serve a due cose: garantisce che non vadano disperse le risorse destinate agli enti, risorse che devono essere appunto inventariate, diciamo così, risorse che sono destinate ad enti i quali contribuiscono allo sviluppo, allo sviluppo sociale. In questo senso abbisognano di essere tutelati, nel senso che le risorse ad essi attribuite a titolo universale con un testamento devono essere convogliate, attentamente convogliate, destinate a beneficio dell'ente. E poi evita l'accettazione beneficiata il rischio che l'acquisto di una eredità dannosa possa compromettere il patrimonio dell'ente. È noto a tutti, o comunque può essere ricordato, che all'accettazione beneficiata si riconnette, tra vari altri effetti, anche quello principale consistente nella limitazione della responsabilità intra vires per i debiti ereditari. Quindi perché l'articolo 473? Perché l'onere dell'accettazione beneficiata, lo ripeto, per garantire che le risorse non vadano disperse, quelle attribuite a titolo, con un lascito a titolo universale all'ente, garantire che le risorse non vadano disperse ma siano convogliate, acquistate dall'ente nella loro interezza, e poi per proteggere l'ente rispetto al rischio che una dannosa hereditas comprometta il patrimonio dell'ente, consentendo ai creditori di rivalersi anche su questo patrimonio
e in tal modo ostacolando la realizzazione dello scopo ideale dell'ente. Fermo quindi il dettato dell'articolo 473, non è dubitabile che gli enti non possano provvedere ad un'accettazione pura e semplice dell'eredità, un'accettazione pura e semplice dell'eredità proveniente da un rappresentante dell'ente, parliamo di rappresentanza organica, quindi le persone investite nella funzione di organo dell'ente e con poteri di rappresentanza, un'accettazione pura e semplice compiuta in nome per conto dell'ente sarebbe nulla, mentre sono ritenuti inammissibili quei comportamenti, o comunque privi di rilevanza da questo punto di vista, quei comportamenti che in generale possono dar corpo ad una accettazione tacita dell'eredità, ai sensi, per chi ce l'avesse a mente, ma so che il pubblico è composto anche da esperti, ai sensi dell'articolo 476. Quindi l'ente può adire l'eredità solamente attraverso l'accettazione beneficiata, non attraverso un'accettazione pura e semplice, non attraverso un'accettazione effettuata per facta concludentia, come si dice, per comportamenti concludenti. Ma fissato questo punto si apre un tema che è molto dibattuto in dottrina e giurisprudenza ed è anche molto complesso e difficile da rendere con semplicità o in maniera facilmente comprensibile, quindi spero che il mio dire non risulti troppo, diciamo così, aggrovigliato attorno a concetti che comunque sono appunto complessi. Il tema è questo. Dunque gli enti non possono compiere un'accettazione pura e semplice, ma possono non di meno divenire eredi puri e semplici con responsabilità ultra vires? Perché il punto è questo, l'acquisto puro e semplice dell'eredità non è conseguenza della sola accettazione senza beneficio di inventario. Non è che uno diventi, nel sistema generale del diritto successorio, non è che uno diventi erede puro e semplice solo se accetta puramente e semplicemente l'eredità, ma l'acquisto puro e semplice dell'eredità può conseguire ad una serie di altre fattispecie diverse dall'accettazione pura e semplice dell'eredità. Articolo 485, chi è nel possesso dei beni ereditari e non fa l'inventario nei 3 mesi. Articolo 487, chi compie l'accettazione beneficiata ma poi nei 3 mesi non fa l'inventario. Articolo 527, chi sottrae beni ereditari è erede puro e semplice. Articolo 493, chi aliena senza autorizzazione beni dopo l'accettazione beneficiata diventa erede puro e semplice. Articolo 494, chi compie infedeltà nella redazione dell'inventario è erede puro e semplice, e così via. Dunque si applicano queste disposizioni agli enti morali. È possibile che un ente morale diventi erede puro e semplice rispondendo ultra vires dei debiti ereditari? C'è chi lo ha sostenuto, e lo ha sostenuto sulla base di un'interpretazione strettamente letterale dell'articolo 473, la norma di cui dicevo in precedenza. Si è ragionato così: l'articolo 473 parla di accettazione beneficiata e con ciò esclude che si possa provvedere ad un'accettazione pura e semplice. Un'accettazione pura e semplice, lo dicevo prima, sarebbe nulla. Ma l'articolo 473 non si occupa dell'acquisto, si occupa della dichiarazione di volontà, solo l'accettazione beneficiata, ma è silente sull'acquisto. Niente dice sull'acquisto, e l'acquisto dell'eredità allora potrebbe seguire anche come acquisto puro e semplice ai sensi delle disposizioni che in precedenza ho citato. Ma c'è subito
da aggiungere questa interpretazione riduzionista dell'articolo 473, una interpretazione riduzionista fondata sulla lettera del dettato normativo, non è accolta se non da dottrine minoritarie, viene invece respinta dall'opinione largamente maggioritaria perché è considerata una lettura in contrasto con la ratio, con la funzione dell'articolo 473, quale norma che svolge una funzione appunto tutoria rispetto al patrimonio e alle finalità dell'ente. Quindi questa ratio dell'articolo 473 improntata alla tutela dell'ente, al rispetto del suo patrimonio, al fatto che non debba essere ostacolata la realizzazione delle sue finalità. Questa ratio è d'ostacolo, si dice, ed è l'interpretazione maggioritaria, all'applicazione agli enti di tutto quel plesso di norme di cui in precedenza dicevo e che ho richiamato, le quali rendono possibile un acquisto puro e semplice dell'eredità, pur in mancanza di un'accettazione pura e semplice dell'eredità. Quindi ecco la posizione maggioritaria, ma tra un attimo vedremo che il discorso non può certo considerarsi concluso in questo modo o solo in questo modo. Ecco la posizione maggioritaria: l'acquisto puro e semplice dell'eredità da parte degli enti non profit e così quindi anche degli enti del terzo settore non è possibile. Ma poi sulla scorta di questa declamazione di principio si sono aperte anche questioni più puntuali, più specifiche, delle quali è necessario occuparci. Che cosa succede dunque se in particolare l'ente compie la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario e poi non compie l'inventario entro i 3 mesi ai sensi dell'articolo 487, comma secondo. Qui, diciamo, prima di procedere col ragionamento, volevo in qualche modo sottolineare che il diritto successorio è davvero complesso, è davvero difficile, presenta degli snodi problematici molto densi, tanto che anche in una serie di commissioni, anche con il notariato, alle quali ho partecipato di recente, insomma il tentativo è quello di proporre dei testi di riforma che semplifichino, no, il sistema. E quindi questo per scusarmi rispetto a un'intensità di ragionamento, di approfondimento che questi temi necessariamente richiedono, laddove più che tanto non è possibile semplificarli. Quindi, fatta questa premessa che serviva magari anche un pochino a prendere fiato, ecco il tema più specifico di cui è necessario occuparci a questo punto. L'ente compie la dichiarazione di accettazione con il beneficio di inventario ai sensi dell'articolo 487, comma secondo, dovrebbe redigere l'inventario nei 3 mesi successivi e invece questo non avviene. La norma dell'articolo 487 direbbe che se una volta compiuta la dichiarazione di accettazione non interviene l'inventario entro i 3 mesi, l'accettante diventa erede puro e semplice, ma questo esito, abbiamo detto, non è conseguibile quando si parli di enti del terzo settore. L'ente del terzo settore, ecco la conclusione raggiunta nella parte precedente del ragionamento, non può mai diventare, salvo per un'opinione ma del tutto minoritaria, l'ente del terzo settore non può mai diventare erede puro e semplice. Quindi che cosa succede se compie l'inventario
e poi, scusate, se compie la dichiarazione di accettazione beneficiata e nei 3 mesi non redige l'inventario. Se l'esito di tutto ciò non è l'acquisto dell'eredità puro e semplice, quale sarà l'esito appunto del marcato intervento dell'inventario nei 3 mesi? La giurisprudenza si è occupata un paio di volte di questa questione e ha concluso che appunto essendo impossibile giuridicamente il verificarsi dell'effetto consistente nell'acquisto puro e semplice dell'eredità, la conseguenza, nel caso di mancata redazione dell'inventario nei 3 mesi, sarebbe quella della decadenza dall'acquisto dell'eredità, quindi della perdita del diritto all'eredità da parte dell'ente. Tutto ciò in ragione di una, così dice la giurisprudenza, sopravvenuta incapacità a succedere dell'ente. Quindi la giurisprudenza dice: hai fatto la dichiarazione di accettazione beneficiata, non hai compiuto l'inventario nei 3 mesi, non è possibile che si verifichi la conseguenza normale dell'acquisto puro e semplice dell'eredità. Allora che cosa accadrà? Accadrà che l'ente sia divenuto ex post incapace a succedere e perda il diritto ad acquistare l'eredità. La dottrina ritiene che questa soluzione sia criticabile e per ragioni tecniche su cui non mi soffermerò e perché comunque troppo penalizzante a danno degli enti la perdita addirittura dell'eredità se non si compie l'inventario. Dopodiché si apre un'alternativa. Cosa succede se l'ente che non compie l'inventario non perde il diritto all'eredità e non può diventare erede puro e semplice? Che cosa succede? Qualcuno dice non succede niente. Non succede niente, così come niente succede quando la stessa situazione si verifica a proposito degli incapaci ad agire. Articolo 489 del Codice Civile. Quindi l'ente, nel caso di effettuazione dell'accettazione beneficiata, quando pure non ne segua l'inventario, conserverebbe la qualifica da intendersi già acquisita di erede, nonostante la mancata redazione dell'inventario. Qui ci sono di nuovo ragioni tecniche che consigliano di non seguire questa interpretazione. In particolare la dottrina più avvertita fa notare che la fattispecie dell'acquisto dell'eredità a seguito dell'accettazione beneficiata è una fattispecie complessa. Occorre la dichiarazione di accettazione e accanto a questa o a seguire occorre che l'inventario sia redatto. Sono solo i 2 elementi uniti insieme che consentono l'acquisto dell'eredità. L'accettazione beneficiata in sé e per sé ancora non completa la fattispecie, ancora dunque non consente l'acquisto dell'eredità, sicché la dottrina di cui ho appena detto, la quale suggerisce questo esito: se non viene fatto l'inventario non succede niente, l'ente è pur sempre erede, così come sono pur sempre eredi gli incapaci di agire quando non compiano l'inventario. Questa dottrina è criticata dall'opinione maggioritaria perché si dice l'accettazione beneficiata in sé e per sé non può condurre al risultato che si pretenderebbe di avere per acquisito, cioè l'acquisto dell'eredità. La opinione da seguire, l'opinione che anche secondo chi vi parla merita accoglimento, in definitiva è un'altra. Quando venga compiuta l'accettazione beneficiata ma non seguita nel termine dei 3 mesi dall'inventario, l'ente rimane un puro e semplice chiamato all'eredità. E quindi sinteticamente, per concludere su questo punto, dopodiché rimane
un'altra questione soltanto di cui dovremmo occuparci. Quindi sinteticamente, cosa accade quando c'è l'accettazione beneficiata e non segue entro i 3 mesi, non è seguita questa accettazione beneficiata entro i 3 mesi dalla redazione dell'inventario. La giurisprudenza, cosa dice la giurisprudenza o la tesi giurisprudenziale qual è? L'ente perde il diritto all'eredità, quindi un esito penalizzante. Hai fatto la dichiarazione di accettazione beneficiata, non hai fatto l'inventario, sei decaduto. Si è verificata ex post una situazione di incapacità a succedere. Si passa oltre, si guarda gli ulteriori chiamati. La dottrina respinge questa soluzione, qualcuno dice è fatta la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall'inventario, l'ente non di meno è erede con responsabilità limitata intra vires, anche se l'inventario appunto non sia seguito. Ultima opinione, quella della dottrina più accreditata e forse anche maggioritaria, l'ente che non compia l'inventario entro il termine dopo l'accettazione con beneficio non acquista l'eredità e neanche però perde il diritto di adire l'eredità, rimane nella posizione di puro e semplice chiamato. Ultimo tema e poi concludiamo, sul quale vi volevo intrattenere, ma questo articolo 473, di cui a questo punto molto abbiamo detto, sempre la disposizione che onera dell'accettazione beneficiata gli enti, persone giuridiche o enti non riconosciuti che siano. Questa disposizione, quindi che richiede l'accettazione beneficiata, si applica anche nel caso in cui l'ente sia costituito attraverso il testamento, si applica anche nel caso di ente quindi non dumnatum, cioè a dire non ancora esistente e che attraverso il testamento sia costituito dal fondatore. Parliamo naturalmente delle fondazioni per le quali è ammessa la costituzione per testamento. La Corte di Cassazione, intervenendo sul problema nel 2008, ha evidenziato che qui non c'è pericolo di confusione patrimoniale, cioè quando l'ente trae la propria origine dalla stessa disposizione testamentaria con la quale è dotato di un patrimonio, con la quale è reso destinatario di un lascito patrimoniale. La Corte di Cassazione dice, beh, qui non c'è pericolo di una confusione dei patrimoni, non è come nel caso dell'ente già costituito. L'ente già costituito deve accettare col beneficio di inventario, lo dicevamo prima, perché altrimenti il suo patrimonio si confonderebbe con il patrimonio oggetto del lascito e il suo patrimonio risponderebbe anche di fronte ai creditori del decuius, con il rischio di cui dicevamo in precedenza. Ma qui, se l'ente non è già costituito, bensì si costituisce come conseguenza del lascito, una confusione patrimoniale non è possibile perché l'ente non ha già un suo patrimonio. L'ente viene dotato di un patrimonio attraverso il lascito e dunque l'accettazione beneficiata qui non è necessaria. È un punto importante, insomma, tra l'altro la controversia era particolare, investiva anche altri aspetti delicati di diritto successorio. C'è da dire che la giurisprudenza, la Corte di Cassazione nell'occasione è andata anche oltre, ha approfondito anche oltre il suo ragionamento, non limitandosi a segnalare questo aspetto della inesistenza, del rischio di una confusione patrimoniale. La giurisprudenza ha preso posizione, sempre
con la sentenza del 2008 di cui dicevo, su un tema su cui la dottrina si è molto impegnata, cioè quale sia la struttura dell'atto con cui testamentario, con cui per un verso si dia vita, si costituisca una fondazione e per altro verso questa fondazione venga dotata di un patrimonio. Quindi un ragionamento sostanzialmente sulla natura della disposizione testamentaria in forza della quale, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma del Codice Civile, la fondazione può essere eretta. Qui c'è una dottrina tradizionale, ampia, sostenuta da voci autorevoli, che dice che in realtà la costituzione dell'ente fondazionale attraverso testamento si regge su due negozi distinti e tra loro collegati. C'è il negozio di fondazione vero e proprio, con cui si dà vita all'ente, e poi c'è un distinto negozio di dotazione patrimoniale, e questo negozio di dotazione patrimoniale può avere la sostanza dell'istituzione d'erede oppure del legato. E poi c'è un'altra interpretazione, all'inizio avanzata da pochi studiosi, da uno in particolare, e poi che poi si è fatta strada e ha ricevuto consensi sempre maggiori, sempre più convinti, fino a far breccia nella stessa posizione al riguardo della Corte di Cassazione. Questo secondo indirizzo interpretativo dice che il negozio costitutivo di una fondazione per testamento dà vita in realtà a una fattispecie unitaria, in cui il profilo concernente l'erezione dell'ente e quello relativo alla sua dotazione patrimoniale non possono essere scissi, distinti l'uno dall'altro. Non si crea un soggetto, la fondazione, per poi istituirlo erede o legatario, ma si destina una certa quota di patrimonio alla realizzazione di un fine ideale da perseguire mediante un'organizzazione distinta ed autonoma, un'organizzazione che così si soggettivizza. È la posizione espressa da Galgano, uno studioso che noto anche nella ragioni di vicinanza rispetto al luogo in cui lui operava, noto anche nel nostro territorio ovviamente. Quindi Galgano dice si è al di fuori delle dinamiche successorie, ne si può parlare, ha senso parlare qui di un problema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. Non se ne può parlare perché qui non c'è proprio l'istituzione di un erede, non c'è l'erezione, la creazione, la costituzione di un soggetto che poi venga istituito erede. C'è la destinazione di un patrimonio a un'organizzazione che si soggettivizza. E la giurisprudenza ha proprio seguito questa linea interpretativa con la sentenza che dicevamo e l'ha seguita con la ricaduta pratica rilevantissima della quale si diceva, e cioè nel caso di costituzione di ente fondazionale attraverso un testamento, l'accettazione beneficiata dell'eredità è da escludere perché questa disposizione testamentaria non ha la sostanza dell'istituzione d'erede, è piuttosto una disposizione atipica, e qui la giurisprudenza parla di disposizioni atipiche nel senso in cui ne ha parlato con una ricostruzione di ampio respiro, come è noto agli studiosi di queste tematiche, Giorgio Giampiccolo in un libro degli anni 50 che ancora oggi trova grande seguito. Quindi non è necessaria e non è neanche concepibile l'accettazione beneficiata, la disposizione testamentaria con cui è istituito e dotato un ente fondazionale, peraltro, dice la giurisprudenza, così concludendo il ragionamento,
è una disposizione suscettibile di essere aggredita con l'azione di riduzione quando determini la lesione dei diritti dei legittimari, ed è anche una disposizione rispetto alla quale, o rispetto agli esiti della quale, i creditori del decuius potranno domandare la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede ai sensi degli articoli 512 e seguenti del Codice Civile. Il diritto delle successioni, lo dicevo, presenta dei tratti di difficoltà notevoli, di complessità notevole in molti ambiti. Questo è uno di quegli ambiti, se voi prendete la briga, già l'avete fatto per interessi professionali o di altra natura, di tentare di seguire gli sviluppi di ragionamento della dottrina e della giurisprudenza su questi temi, vi sarete resi conto, vi renderete conto di come sia complesso e non semplice, non immediato, anche capire il senso dei ragionamenti che su tutto ciò, appunto, la dottrina e la giurisprudenza sviluppano. È una materia ad altissimo grado di difficoltà, come dicevo, quindi spero che il mio discorso in questa parte non sia risultato troppo indecifrabile. Confido di avervi potuto trasmettere almeno qualche messaggio utile anche a fini operativi, e con questo ho concluso la mia relazione. Bene, grazie mille professore. Sicuramente quell'augurio di fortuna con cui abbiamo iniziato è stato ampiamente confermato. La ringraziamo davvero per questo ampio discorso che ci ha potuto fare sia di introduzione in termini generali alla normativa del terzo settore, sia poi con specifico riferimento a questa seconda parte. Dal nostro pubblico c'è una domanda che le giro pertanto, che fa riferimento a un passaggio del suo intervento relativo alla prima parte dell'intervento, e in particolare alla previsione dell'articolo 10 del codice del terzo settore, che consente agli enti del terzo settore che siano dotati di personalità giuridiche iscritti nel registro delle imprese di costituire patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2447 bis. Ci viene chiesto appunto un giudizio su questo rinvio in questi termini. Lei ritiene che sia un rinvio, lei parlava di contatto tra le figure, la figura degli enti del terzo settore e la figura societaria, in questo caso le società per azioni. Ritiene che questo contatto, questo rinvio sia immediatamente operativo, cioè che ci sia una sovrapponibilità perfetta dell'istituto pensato appunto per le società per azioni agli enti del terzo settore, o che comunque sarà necessario un intervento quantomeno interpretativo del legislatore per rendere applicabile quell'ampio corpus normativo che disciplina appunto l'istituto dei patrimoni destinati a uno specifico affare agli enti del terzo settore. Ad esempio, mi permetto di aggiungere un esempio, il limite del 10% del patrimonio netto della società, se si applica anche agli enti del terzo settore. Quindi ecco, questo un giudizio su questo rinvio. Ma direi che è un rinvio in realtà molto problematico. Io riterrei che sia immediatamente operativo, che consenta una immediata operatività, però i temi sui quali sorgono dubbi sono più d'uno, anche meno di dettaglio rispetto al riferimento che lei faceva al limite massimo di capienza del patrimonio destinato. Cioè, cosa vuol dire patrimoni destinati a uno specifico affare in relazione agli enti del terzo settore? È vero che qui si parla degli enti iscritti nel registro delle imprese, e quindi sembrerebbe che il tema abbia a che vedere con l'attività imprenditoriale
e solo con l'attività imprenditoriale eventualmente esercitata nei termini di cui dicevo dagli enti del terzo settore. Ma si potrebbe fare un ragionamento più ampio e comprensivo e chiedersi se non sia possibile, con gli adattamenti interpretativi del caso, immaginare che lo specifico, tra virgolette, affare al cui perseguimento viene destinata una fetta del patrimonio non sia un affare, ma sia una mission. Cioè, immaginiamo, o mi chiedo, si potrebbe immaginare che la destinazione patrimoniale all'interno di un ente che ha finalità solidaristiche di ampia matrice natura possa la destinazione patrimoniale essere resa servente rispetto a obiettivi più specifici, ad esempio il dopo di noi. E allora uno destina all'interno del patrimonio dell'ente un quantitativo di patrimonio, un quantitativo di risorse al perseguimento di una finalità specifica ma di natura ideale. È possibile un adattamento interpretativo di questo tipo? Forse sto andando molto oltre le intenzioni del legislatore e molto oltre ciò che il dettato letterale dell'articolo 10 sembrerebbe consentire, ma credo che possano porsi questi temi. Quando invece si voglia dire più modestamente, più pedissequamente rispetto al dettato normativo e al tenore letterale del dettato normativo, che nell'esercizio di un'attività di impresa funzionale al perseguimento degli obiettivi dell'ente del terzo settore è possibile destinare una parte del patrimonio al perseguimento di uno specifico affare in senso economico, allora direi che l'operatività debba potersi ritenere immediata e che in linea di massima i limiti e i criteri dettati dagli articoli 2447 bis e seguenti debbano potersi applicare con sempre il limite della compatibilità, evidentemente. Bene. Grazie mille professore anche per questo ulteriore chiarimento. La ringrazio appunto della sua partecipazione, come ringrazio tutti i numerosi partecipanti di questa sera. Come vi dicevo all'inizio, abbiamo reso disponibili nuovi appuntamenti, quindi vi saluto con un arrivederci al prossimo venerdì, nel quale affronteremo il tema degli enti religiosi, enti del terzo settore e enti religiosi, col professor Andrea Bettetini. Grazie mille professore nuovamente per la sua partecipazione e una buona serata a tutti. Grazie. Arrivederci.